La gubana è un dolce tipico delle valli del Natisone. Veniva preparato in ogni famiglia e si faceva per le feste più importanti, quindi Natale, Pasqua, la sagra del paese, il patrono del paese, battesimi, cresime, e per cui veniva curato molto e si metteva dentro la frutta che veniva coltivata a casa, per cui le nocciole c'erano tante sia coltivate a casa sia nei boschi spontanee, quindi la nocciola di prassi veniva messa come primo ingrediente. Poi c'erano le noci, c'erano le mandorle, che anche quella volta le case avevano il mandorlo a casa, quindi le ricavavano così. Poi c'era l'uvetta e i pinoli. Tutte queste mandorle, nocciole e noci venivano non macinate, ma battute a mortaio in modo che rimanessero dei pezzetti nell'impasto. Ed era la chicca, perché uno mangiava la gubana e sentiva i vari sapori che la componevano. Per cui la gubana era veramente un dono, diciamo, per chi la produceva. Un dono anche perché legava le famiglie, cioè era la tradizione che ci si trovava tutti assieme, bambini compresi, e si mangiava, si degustava questo dolce che era prezioso, indicava la convivialità delle persone più care. E anche era tradizione che se qualcuno veniva a cercare, a fare gli auguri, eccetera, gli si offriva la gubana, perché era ospitalità. Quindi è una tradizione che io porto nel cuore, perché la gubana veniva fatta veramente mettendoci il cuore. Le nonne mettevano vicino, le mamme mettevano vicino gli ingredienti, ma perché volevano dare il massimo a chi veniva ospitato in casa. Una fatta di una pasta lievitata con gli ingredienti che ho detto prima, e viene praticamente fatta una sfoglia, messo sopra il ripieno che viene preparato prima, dopodiché viene arrotolata e prende la forma di una chiocciola alla fine. La Giudita Teresa era la prima che ha cominciato a fare le gubane per venderle. Dopo la guerra le donne nostre avevano, i mariti non c'erano perché erano andati all'estero per guadagnare qualcosa e quindi rimanevano a casa da sole e hanno cominciato a non avere più il tempo di seguire tutta la procedura per fare una gubana. Quindi preparavano a casa il ripieno, ciascuna il suo, con le sue caratteristiche, e quindi aveva deciso di portare, chiedendo, col consenso della Giuditta Teresa, portava il ripieno e Giuditta Teresa faceva la gubana per ogni famiglia secondo il ripieno che portava.
un certo punto Giuditta Teresa ha detto: ma perché non devo venderle e farle anch'io e venderle al pubblico a chi non può farle o non è capace di fare, e così è iniziato. Noi nell'82 abbiamo rilevato il marchio. Io non sono Giuditta Teresa, ma io sono Silvana. Abbiamo preso con mio marito Giovanni Cattaneo, abbiamo rilevato questa azienda. Giuditta Teresa nel mentre era mancata. Abbiamo preso questo marchio e lo portiamo avanti ancora come prima. Giuditta Teresa ha cominciato la sua attività diciamo, subito vicino alla guerra, perché faceva il pane anche durante la guerra per i militari, eccetera, eccetera. Quindi nel 40, 45, adesso di preciso non lo so. Ed è andata sempre avanti a fare questo mestiere. Io purtroppo l'ho imparato, purtroppo o meno male, perché sono felice adesso di fare questo lavoro qua. E ho avuto mia mamma che mi ha insegnato, perché lei sapeva, era bravissima, anche mia nonna, a fare tutta la panificazione, ma in casa, anche se non erano produttori commerciali, però sapeva fare le cose molto bene. A un certo punto mia mamma c'era ancora quella volta, purtroppo adesso non c'è più, le mando un bacio a lei e al papà, che mi hanno insegnato, mi hanno dato tanto. 2 persone meravigliose che le ricordo e le voglio menzionare perché mi hanno dato tanto, non soltanto, non solo l'amore, ma mi hanno insegnato la sensibilità e l'onestà, che è molto importante. Per cui io la Gubana la voglio fare naturalmente nell'onestà e nell'onestà degli ingredienti, nel mettere dentro gli ingredienti che ci vanno, selezionati, e anche se il costo è più grande, io li voglio mantenere la qualità, perché questo l'ho promesso a mia mamma e voglio mantenerlo, perché mia mamma mi ha detto: ti insegno a fare la Gubana, ma mi devi promettere di non cambiare mai la ricetta. E io questo lo rispetto perché è una cosa giusta, una promessa vale oro. Emozionare, eh? Questo è il mio lievito, 95enne. Il mio cucciolo questo. È il mio piccolo, questo qua. Questo che mi porta via tutte le ferie. Io ho detto la Cubana non va bagnata, c'è un motivo perché l'ho detto, perché la Cubana il ripieno della Cubana va impastato con un cocktail di liquori che è un segreto mio, che l'ho preparato io, ed è questo, e quindi non va bagnata perché mettendoci sopra lo Slivovitz tutti questa bontà qua va nascosta. Quindi chi dice di bagnarla è perché dentro non ne mette.
una parte più. Ecco, questa è la Cubana Giulitta. Vedete che di ripieno ce n'è tanto, c'è vedete i pezzettini di frutta grossolani e c'è più ripieno che pasta. La nostra produzione, oltre alla cubana, abbiamo i mandorlini che sono tipo i cantucci toscani fatti con le mandorle, fatti in modo artigianale, non come industriali come purtroppo li fa l'industria. Poi abbiamo le gemme di cubana, che è una cubana tagliata a tranci e cucinata tagliata. Naturalmente con questa produzione cambia un po' il gusto della cubana e diventa un po' una merendina di cubana. Un prodotto molto valido sono gli strucchi, che sono fatti come i ravioli fatti in casa di pasta dolce con un ripieno di cubana, che una volta venivano addirittura usati come confetti nei tempi che furono. E per finire abbiamo il cuor di cubana, che è una cubana in miniatura, diciamo è una mezza cubana fatta per chi in casa sono in due, la comprano, la tagliano e la consumano. E poi finiamo con la cubana che già vi abbiamo presentato, che è il nostro cavallo di battaglia, fatto genuino, fatto con tutti gli ingredienti naturali, senza conservanti e senza coloranti. La nostra cubana è l'unica che ha il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia.